spazio redazionale informativo a cura del Partito Democratico del Veneto. Il consigliere regionale Franco Bonfante spiega qual è l'obiettivo della visita della Commissione regionale sull'urbanistica alla casa del padre del deputato della Lega Nord Matteo Bragantini, per la verifica della regolarità della ristrutturazione della palazzina. L'obiettivo è quello di far capire come il piano casa debba essere improntato a un ragionamento di carattere generale, e dove invece si fanno delle norme ad personam, come in questo caso, si rischia veramente di fare un massacro urbanistico e di creare un precedente che diventa pericolosissimo per tutto il Veneto. Quindi l'obiettivo è quello di modificare la legge sulla casa proprio oggi, che noi andremo entro il 9 luglio ad approvarne il regolamento, in modo di non commettere più errori così gravi come è stato commesso in questo caso. Non è una questione solo specifica, certo è anche una denuncia di un fatto che fa capire come è governata oggi Verona, ma è anche un tentativo di far capire come non debba essere governato il Veneto. Si è creato un mostro di cemento per favorire qualcuno.